Dicevo, appunto, siamo qui per raccontare, per parlare di esplorazione spaziale, soprattutto legato ad un mondo di robot che sempre più ci affascina, anche perché ci offre delle prospettive fino a poco tempo fa impensabili. Volevo prima raccontarvi una storiellina reale di questi giorni. Accade su Marte. Nelle scorse settimane, proprio nelle ultimissime giornate, c'è il robot Spirit che abbiamo visto in queste immagini, che si deve preparare per l'inverno. Spirit non sta molto bene, ha un braccio robotizzato che è un po' anchilosato, alcune parti non funzionano più. Non solo, una delle sue 6 ruote, quella anteriore, si è bloccata, è paralizzata, per cui doveva cercare un luogo nel quale trascorrere l'inverno, perché l'inverno su Marte è molto pericoloso per questi sistemi elettromeccanici, e quindi hanno individuato un posto a ridosso di una collina considerato ideale per poter ricevere quella quantità di luce solare di cui ha bisogno per mantenere vivi i suoi sistemi. Purtroppo l'aspettativa è andata delusa, perché così congegnato con tutti questi acciacchi ha provato a trascinare se stesso sulla sabbia marziana, ma non c'è riuscito, e quindi hanno dovuto trovare un altro angolo meno riparato di quello che avevano individuato, e fino a questo punto c'è arrivato. Quindi non sarà un inverno molto tranquillo, sicuramente si devono incontrare delle difficoltà per poter sopravvivere, però gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena ritengono che in questa maniera Spirit possa sopravvivere un'altra stagione fredda. Ci si chiede a questo punto, ma Spirit e Opportunity, che sono entrambi nell'equatore marziano, che stanno facendo un lavoro magnifico, dovevano vivere 90 giorni e sono 2 anni che sono al lavoro, sia pure lentamente, come ci ha raccontato il video, aveva un'alternativa, cioè si poteva esplorare Marte in un altro modo. Credo che quello che ci raccontano gli scienziati dimostrino che non c'era assolutamente altra possibilità. Quindi oggi l'esplorazione dello spazio è in gran parte legata alle capacità dei robot. Ma non tutti sono d'accordo. Sin dall'inizio dell'era spaziale, dal 1957, quando il primo Sputnik sovietico è entrato in orbita, gli scienziati si sono divisi. Alcuni dicono: ma perché mandare l'uomo nello spazio quando i robot sono così bravi, così capaci e sanno fare molte cose senza dover affrontare tanti costi per garantire la sicurezza dell'uomo? Coloro che sostengono invece l'idea che l'uomo è un valore aggiunto importantissimo, capace di fare cose che il robot mai può affrontare, dicono no, è meglio investire di più in questa direzione e portare l'uomo. Naturalmente l'uomo per il momento può arrivare molto poco lontano, è arrivato sulla Luna, però al di là di questo obiettivo per il momento è difficile immaginarne altri. Sappiamo che gli Stati Uniti, il presidente americano, ha rilanciato l'idea e il programma di ritornare sulla Luna con degli astronauti, e a tal fine stanno lavorando. Nel 2018 probabilmente, se non ci saranno intoppi strada facendo, gli astronauti di nuovo cammineranno sulla Luna. Però questo obiettivo è ritornato anche perché la scena spaziale oggi è molto agitata. Da poco tempo però sta ritornando vivace, direi in maniera molto interessante, perché sulla scena è già entrata prepotentemente la Cina, la quale ha fatto della Luna un obiettivo strategico. I cinesi dicono: per il 2020 noi potremmo essere in grado di sbarcare i nostri taikonauti, come li chiamano gli astronauti in Cina, sulle sabbie seleniche. Quindi si è creato un contesto che per ragioni di supremazia, di difesa, di economia, di politica, hanno spinto gli Stati Uniti a riconsiderare l'esplorazione della Luna di nuovo, sia pure in maniera diversa, tant'è che ora stanno costruendo una nuova astronave
entro l'anno decideranno quale modello scegliere per riprendere la corsa e avviare questa seconda fase dell'esplorazione lunare, però questa volta con un obiettivo molto più sostanzioso, che è quello di costruire delle colonie per dare la possibilità all'uomo di risiedere in permanenza, analogamente a quanto accade oggi in Antartide. Non sarà facile, però il lavoro degli scienziati astronauti già si configura in una maniera permanente, stabile e si spera anche redditizia per la stessa scienza. Il tutto in un ambito molto più allargato, perché il programma di Bush mira oltre la Luna, cioè ad arrivare su Marte. L'obiettivo ultimo è appunto lo sbarco sul pianeta rosso, però la Luna è una tappa intermedia, perché storicamente hanno sempre detto tecnici e amministratori spaziali, la Luna è tutto sommato un campo di prova molto vicino alla Terra nel quale si possono sperimentare quelle tecnologie necessarie alla molto più complicata esplorazione di un pianeta come Marte che, anche se è più vicino a noi, è sempre più lontano. E per il momento, se non interverranno fatti nuovi nelle tecnologie, una missione marziana richiederà 3 anni, quindi ci sono tanti problemi da affrontare e risolvere, non ultimo quello della sopravvivenza umana in un viaggio tanto lungo che può essere pericoloso anche da un punto di vista psicologico, oltre che tecnologico in senso stretto. In tutto questo quadro, i robot di cui oggi parliamo, che ruolo possono avere? Un ruolo estremamente importante, perché sono visti da sempre come degli esploratori automatici delle tecnologie e di quella attività di ricerca scientifica che è necessario compiere prima di portare l'uomo. Quindi ora si andrà sulla Luna, ma già si stanno studiando delle sonde che devono approfondire molti aspetti rimasti sconosciuti. Sono andati diversi astronauti, però oggi della Luna si conosce soprattutto la fascia equatoriale, ma per il resto poco si sa, a parte qualche cosa che riguarda i poli, dove si immagina che vi siano dei depositi di ghiaccio portati dalle comete e lì rimasti perché non illuminati dalla radiazione solare. Però l'esplorazione di robot è anche un problema scientifico e tecnologico perché, per esempio, nel 1976, quando sono sbarcati i primi Viking su Marte, i risultati che hanno dato sono stati molto controversi, per cui a un certo punto si sono chiesti, ma noi sappiamo costruire degli strumenti adeguati per investigare in un mondo così straniero la possibile esistenza della vita? E la risposta è stata dubbia, per cui dopo quella prima fase ne è intervenuta una seconda e oggi i ragionamenti che fanno gli scienziati sono molto più sofisticati, perché compiere queste grandi esplorazioni con uno strumento inadeguato, voi capite che non è certamente redditizio, oltre che poco avventuroso. Poi, naturalmente, c'è una dimensione che è ancora più complicata, perché se sulla Luna e su Marte possiamo mandare dei robot per preparare lo sbarco umano, ci sono luoghi più remoti, come i pianeti Giove e Saturno, molto più lontani, nei quali l'uomo non potrà mai sbarcare. Non è pensabile che su qualche luna solida di Giove l'uomo possa metterci piede con molta facilità. Ecco, in questi luoghi invece i robot la faranno da padroni. Ecco, questo è lo scenario che oggi c'è davanti a chi intende esplorare lo spazio. Per cui è interessante vedere attraverso i nostri specialisti, il professor Angrilli dell'Università di Padova, direttore del CISAS, oltre che professore di misure meccaniche termiche della stessa università. Abbiamo l'ingegnere Roberto Somma, che è direttore della proprietà intellettuale di Alcatel Alenia Space, una società da poco fusa che ha messo assieme competenze francesi e italiane. Direi di cominciare con il professor Angrilli, che vive quasi quotidianamente in questo mondo robotico e che ci racconterà un po' come nell'ambito della ricerca si intende affrontare questo mondo. Grazie, buonasera a tutti. Vediamo di cominciare dall'inizio. Io ho dato un titolo un po'
così robot e uomini in gara per l'esplorazione dello spazio, in realtà ho rubato il mestiere a Giovanni Caprara, è più giornalistico che effettivo. Gli uomini ovviamente studieranno e realizzeranno i robot per esplorare insieme lo spazio. Questo desiderio di esplorare, che io sono un ingegnere, quindi non sono un astronomo, un astrofisico, e mi chiedo spesso, sono a contatto con i problemi tecnologici, con i costi economici dell'esplorazione dello spazio. E in effetti è vero che l'uomo ha nel proprio cuore questo desiderio di allargare i propri confini, e trovo in questo una prima ragione, poi ce ne sono altre che possono essere più utilitaristiche. Qual è il fine di queste missioni spaziali? Il primo, secondo me, è proprio comprendere e proteggere il nostro pianeta, cioè comprendere per esempio la nostra atmosfera. Andiamo in cerca, siamo arrivati su Titano, la luna di Saturno, che è uno dei pochi corpi celesti che è dotato di un'atmosfera, perché vogliamo provare i modelli della nostra atmosfera con quelli di altre atmosfere. Proteggere il nostro pianeta, sappiamo che dagli asteroidi, meteoriti eccetera può venire un danno. Stiamo studiando anche a Padova come colpire un meteorite o un asteroide in modo da scostarlo dalla sua rotta e non distruggerlo, perché sarebbe peggio. Quindi diciamo la ragione pratica, oltre a quella ideale del desiderio di esplorare l'universo, è quella di proteggere e comprendere il nostro pianeta. E cercare la vita in ogni possibile luogo. Questo ovviamente è un valore aggiunto che da non molti anni è alla base della ricerca specifica. Marte soprattutto ha avuto una storia geologica e climatologica per molti anni simile a quella della Terra. Ci possiamo chiedere perché non si è sviluppata la vita su Marte, perché non dovrebbe essersi sviluppata. Almeno dovremmo trovare traccia di qualche forma di vita, perlomeno di tipo archeologico, se non attuale. E quindi questo è uno dei grandi sforzi che gli scienziati stanno a comprendere. E infine, ma non ultimo come importanza, trasmettere questi sentimenti alla prossima generazione di esploratori. Questa è una cosa in cui nella società americana si sta molto attenti, ed era anche uno dei fini che mi è stato comunicato di questa serie di conferenze qui all'Istituto Veneto. E ritengo questa una delle cose più importanti, suscitare nei giovani il desiderio di dedicarsi alla conoscenza, alla scoperta di nuovi mondi, e questo spero che potrà essere utilizzato, insomma, questa serie di conferenze potrà essere utile a questo fine. Quindi diciamo, in realtà i prossimi programmi spaziali prevedono la spedizione sia di uomini che di robot, che collaboreranno per esplorare lo spazio, insieme per quello che è possibile, sicuramente fino alla Luna, a Marte, e non mettiamo limiti poi per oltre, può darsi che si possa estendere. Effettivamente alcune delle cose che facciamo oggi non erano pensabili pochi anni fa. C'è stato un progresso indubbio e siamo alle soglie di una nuova grande rivoluzione proprio nel settore della robotica. Certo, per mandare un uomo su Marte, oltre ai robot è necessario sviluppare nuovi motori che si stanno studiando, motori a plasma modulabili, motori elettrici che richiedono però una notevole potenza elettrica, che permetterebbero di abbreviare quel viaggio di 3 anni, che sarebbe composto però di 6 mesi di viaggio, perché ci vogliono 6 mesi per andare a Marte, e poi 2 anni per ritrovarsi in congiunzione Marte e la Terra, e poi 6 mesi per il ritorno, quindi non tutti utilizzati, diciamo, ai fini dell'esplorazione.
In realtà con i tipi di motore a plasma che si stanno studiando, in piccola parte anche a Padova, sarà possibile compiere il viaggio in 40 giorni. Compiere il viaggio verso Marte in 40 giorni significa che non è necessario attendere la congiunzione dei 2 anni. Quindi potrebbe essere un viaggio di 40 giorni, una permanenza di una settimana e un ritorno di 40 giorni. Diciamo, diventa qualcosa di umanamente controllabile. Ovviamente preceduti da schiere di robot. Quindi i primi a esplorare i nuovi mondi saranno i robot sicuramente, per ottenere i primi dati scientifici, per analizzare i rischi che potrebbero correre i nostri astronauti, per dimostrare le tecnologie più innovative, bisogna provarle per dimostrarne l'efficacia, per identificare la disponibilità di risorse, cosa possiamo trovare sul posto che possa essere utile a una base umana, anche sulla Luna per esempio, e poi spedire a terra quelle immagini che ci fanno sognare e che sono poi la molla per spingerci a nuove scoperte. Gli ultimi arrivi su Marte li abbiamo visti, diciamo, non ne parlo per brevità. I futuri protagonisti, ricordo prima di tutto il Mars Reconnaissance Orbiter. Già il Global Surveyor, l'orbiter americano, ci ha dato delle immagini stupende di Marte, veramente incredibili, di una grande risoluzione, però la risoluzione di questo Mars Reconnaissance Orbiter è 10 volte migliore, cioè un pixel sul sensore di visione equivale a 25 centimetri e quindi avrà una risoluzione incredibile. Si è già parlato del Mars Science Laboratory e poi quelli più innovativi che si stanno studiando, dico brevemente, per esplorare una zona più vasta di Marte bisognerebbe poterla sorvolare, poter avere un velivolo oppure un pallone aerostatico che possa riprendere una zona più ampia e a maggior risoluzione di Marte. Questo perché siamo interessati a scovare i microclimi, le posizioni in cui potrebbe ancora esistere una forma di vita, qualche caverna, qualche zona in cui c'è dell'acqua e ci sono le condizioni di protezione dalla radiazione X che praticamente sterilizza tutta la superficie del pianeta. Seguiranno gli operatori umani per approfondire le ricerche, per dirigere e superare i limiti dell'esplorazione robotica, preparare le risorse spaziali e dimostrare le opportunità di ulteriori esplorazioni spaziali. In ogni caso si pensa che i robot dovranno supportarli dei veicoli robotici, ma dovranno supportarli anche dei manipolatori, così come i grandi bracci robotici attualmente sono utilizzati per manovrare i carichi dello shuttle. È stato utilizzato il cosiddetto Canadarm, il primo grande braccio robotico, che però è un telemanipolatore, cioè operato dagli uomini a distanza, e il nuovo grande braccio robotico che è servito ad assemblare finora la stazione spaziale e servirà a completare l'assemblaggio della stazione spaziale, anche se neanche questo è un vero robot, è teleoperato dall'uomo. Infine, sarà necessario disporre di veicoli che possono muoversi su un raggio abbastanza ampio. Probabilmente sarà necessario dotarli di motori con energia atomica per poter percorrere degli spazi abbastanza ampi in tempi brevi. Per il momento i robot operano con estrema lentezza perché l'energia disponibile su Marte, l'energia solare che viene utilizzata, quella delle batterie ovviamente si esaurisce rapidamente, devono essere ricaricate. L'energia solare dipende dalle dimensioni dei pannelli solari, che non possono essere più grandi di un certo valore.
si è ipotizzata la possibilità, e questo è più avveniristico, su una luna di Giove, Callisto per esempio, che è interessante per vari aspetti. Europa e Callisto, soprattutto Europa, sembra che sia dotata di acqua, anche se c'è uno strato di ghiaccio superficiale e c'è poi dell'acqua sotto lo strato di ghiaccio, dell'acqua liquida, e proprio qui con Tecnomare si sta studiando un particolare robot capace di perforare il ghiaccio e di navigare nell'acqua sottostante. Sono studi preliminari, ma diciamo importanti per questi tipi di esplorazioni. Già vengono preparati e studiati robot per fare la manutenzione dei satelliti in orbita. Voi sapete, i sistemi GPS che adesso usiamo sulle automobili, compreso quello europeo recente, Galileo, è costituito da una schiera di una trentina di satelliti, alcuni dei quali possono guastarsi tipicamente per qualche scheda di elettronica. Allora sono stati concepiti dei robot capaci di inseguire autonomamente il satellite che ha il difetto e di intervenire per sostituire la scheda. Questa è un'attività che un robot potrebbe fare bene e non è prevista una competizione umana per questo tipo di attività. Però adesso voglio dare una definizione tecnica di robot per sapere che cosa è un robot e che cosa non lo è, perché ci sono alcune cose che hanno l'apparenza di un robot ma non lo sono, ci sono alcune cose che invece non sembrano un robot ma lo sono, e quindi è bene scendere nel particolare di questa definizione. Un robot deve avere la capacità di muoversi. Secondo la convenzione occidentale deve avere almeno 4 gradi di libertà, cioè muoversi nello spazio e poi orientarsi secondo una direzione, almeno. Poi deve essere una macchina multifunzionale, cioè capace di svolgere varie funzioni interagendo con l'ambiente, quindi deve essere in grado di avere dei sensori che gli permettono di conoscere l'ambiente, di analizzarlo, di comprendere la situazione ambientale e di svolgere la funzione in questa condizione. E poi la terza condizione è che sia riprogrammabile, cioè in grado di cambiare la finalità dei propri compiti modificando il programma. Ecco, allora queste tre caratteristiche rendono una macchina un robot, un vero robot. Ultimamente stiamo lavorando per dare ai robot un'altra capacità, oltre a queste già previste, cioè quella dell'autonomia. E questa deriva, si fanno robot autonomi terrestri, ne abbiamo appena realizzato uno a Padova, in grado di scaricare automaticamente una linea di produzione riconoscendo i vari prodotti, portando ciascun prodotto nel proprio magazzino, operando in presenza di uomini e di altri veicoli, senza procurare danno. Questa capacità progettuale deriva proprio dalla tecnologia dei rovers marziani. Ecco, allora diciamo adesso vi parlo di brevemente di una macchina molto complessa, la sonda Cassini, che sta esplorando ancora il sistema di Saturno, che non sembra un robot, sembra una normale sonda, diciamo, però è dotata di capacità di movimento, in realtà ha 6 gradi di libertà, cioè quindi si muove nello spazio e si orienta secondo 3 gradi, quindi sono 6 gradi di libertà. Inoltre è dotato di un sistema di telecomandi e quindi è possibile, ed è stato possibile durante la missione, la crociera che è durata 7 anni, comunicare con il satellite, cambiare il software a bordo. Per esempio c'era un problema nella missione congiunta con la sonda europea Huygens, in cui c'era il rischio di uscire dal campo di trasmissioni, ed è stato necessario cambiare il profilo di missione, cambiando il software a bordo della Cassini, in modo da ottemperare a questa difficoltà.
Ecco, vabbè, qua un po' immaginosamente sono presentati varie funzioni, diciamo, di questo sistema, che sicuramente è un robot, perché è dotato di sensori in grado di interagire con l'ambiente, di analizzarlo, è in grado di misurare il campo magnetico, di misurare varie altre cose, e ha un software che è stato possibile riprogrammare. In realtà, diciamo, per esplorare Marte è prevista questo programma, che prevede all'inizio, e finora ha previsto solo robot, con i vari fini, che adesso per brevità non vado a discutere, ma poi, come vedete, dopo la parte robotica, anche prossima avventura, quella del sample return, cioè di una missione che vada a prelevare campioni dal suolo, anzi dal sottosuolo di Marte, e li riporti sulla Terra per essere analizzati compiutamente. C'è una fase appunto prevista per l'uomo, se si riesce a realizzare questo motore a plasma su cui si sta lavorando intensamente a Houston e anche in altre parti del mondo, si potrà realizzare questo sogno di arrivare con un uomo su Marte, insieme ovviamente ad altri robot che devono preparare la venuta degli uomini, preparando la loro accoglienza, preparando tutte le risorse che servono poi alla missione futura. Qua parlo brevemente di un progetto che diciamo, che è stato previsto sia dagli europei che dagli americani, che nel caso degli americani si è chiamato Deep Impact, e che nel caso europeo, con più, diciamo, immaginazione letteraria, si chiama Don Chisciotte, e che prevede 2 satelliti, uno che va a impattare su un asteroide, e questo è proprio studiato per protezione terrestre, e un altro, quello che va a impattare si chiama Hidalgo, e l'altro, Sancho Panza, diciamo, osserva e studia l'effetto dell'impatto nel suo dettaglio. Mars Sample Return è una missione che inizialmente era stata prevista per il 2005, poi è stata via via rinviata per il suo costo, adesso è prevista per il 2011, ed è una missione molto ambiziosa, in cui ovviamente si prevede non di atterrare, come avete visto, con degli airbag, ma di atterrare in modo pilotato, autonomo, sempre robotico, pilotato però, scegliendo il luogo in cui si atterra, in modo da poter poi raccogliere dei campioni, metterli su una navicella di ritorno che mette questi campioni in orbita intorno a Marte, poi vengono ripescati da un altro satellite e riportati sulla Terra per un'analisi approfondita. Ovviamente la curiosità è sempre quella di vedere se troviamo tracce di vita fossile nei materiali prelevati. A questo scopo, siccome si pensa che queste tracce potrebbero trovarsi a profondità notevoli, si sta studiando un sistema di carotaggio, ed è un robot. Questo l'abbiamo, diciamo, presentato e realizzato per l'Agenzia Spaziale Europea proprio a Padova, insieme a Tecnomare di Venezia. È un robot lungo circa 1,20 m, del diametro di 12 cm, capace di scavare un foro fino a 100 metri di profondità, di prelevare campioni, di analizzarli man mano che procede, e si muove praticamente come un verme, diciamo, una parte sta ferma, una parte scava e si allunga, poi si blocca e richiama l'altro pezzo, e i detriti e le parti scavate vengono mandati in superficie. Ho anche un filmato di questa macchina, ma sarebbe troppo lungo presentarlo. Qual è il futuro dell'esplorazione robotica? È un futuro che in parte è già in atto, e mi piace additare questo dei robot cooperanti. I robot cooperanti saranno, diciamo, dei robot non molto grandi, piccoli, capaci di fare numerose misure,
e capaci di collaborare tra di loro in modo da sparpagliarsi in un territorio vasto, comunicando o tra di loro e con un orbiter o anche con un leader, diciamo con un robot che raccoglie le informazioni e che ha una visione più strategica dell'esplorazione. Qua è stato rappresentato col gregge, diciamo, e col cane con l'ostacolo da superare. I vantaggi ovviamente è che questi veicoli piccoli possono avere costi ridotti, si può avere una flessibilità e una ridondanza notevole e questi sistemi quindi possono resistere anche alla rottura di uno dei robot senza problemi. E la capacità di raggiungere gli obiettivi di missione e di ritorno scientifico ovviamente in queste condizioni aumentano. Sono stati pensati sistemi di veicoli cooperanti per esplorare più ampiamente Marte, per esempio, e più da vicino, gruppi di palloni per esplorazione planetaria o anche gruppi di rover riconfigurabili, cioè in grado di svolgere varie funzioni e che trasmettono ad alcuni punti le loro informazioni. Un'altra possibilità che era stata studiata per esplorare proprio Titano, cioè il satellite di Saturno, è quello di utilizzare un dirigibile collegato a un orbiter che esplora prima mediante il radar e mediante sistemi visivi il terreno, poi lancia e fa atterrare una serie di piccoli rover alcuni dei quali sono fissi, alcuni sono mobili e servono per fare una triangolazione precisa in modo da orientarsi. Oppure c'è una terza strategia di cooperazione, quella in cui ogni rover sa dove si trova e sa colloquiare con altri rover e uno di questi sa colloquiare con il dirigibile. E infine quelli che operano in modo decentralizzato, cioè non hanno bisogno del dirigibile per orientarsi e possono comunicare tra di loro e stabilire la strategia di esplorazione. Questi sistemi, diciamo, sono già in atto nel sistema di navigazione GPS Galileo europeo. I robot hanno questa capacità, cioè le sonde che ci permettono di navigare con le automobili sapendo dove ci troviamo con precisione, sono già operanti. E sistemi analoghi sono stati studiati per l'esplorazione di pianeti extra sistema solare ma simili alla Terra. Questo TPF, questa è la sigla che appunto distingue questo sistema, è un telescopio orbitante capace di avere una risoluzione così grande di poter individuare un satellite, un piccolo satellite simile alla Terra che orbita intorno al suo Sole a anni luce di distanza. Perché, diciamo, è opportuno creare questi sistemi in orbita e non a terra? Perché in effetti qualcosa del genere col Keck Observatory è stato già fatto, però con grande difficoltà, con elaborazioni molto lunghe, eccetera. Qua vediamo il migliore telescopio che possiamo avere, come vede una zona del cielo molto interessante e come vediamo la stessa zona del cielo con Hubble Space Telescope. Bene, diciamo, il miglioramento con un telescopio non del tipo Hubble, ma di questo nuovo tipo, è di ordini di grandezza migliori di Hubble stesso. Ecco, rapidamente salto questa trasparente per andare un po', ecco, a questo sistema. Allora, se noi vogliamo individuare dei satelliti simili alla Terra, dobbiamo prima di tutto essere in grado di distinguere un satellite orbitante intorno al suo Sole dal Sole stesso e poi riconoscere alcune caratteristiche fisico-chimiche dell'atmosfera e del suolo di questo pianeta. Quindi dobbiamo individuarlo mediante un telescopio e mediante uno spettrometro analizzare la luce riflessa. Mediante questa analisi è possibile andare a distinguere un piccolo pianeta
intorno al proprio Sole ad anni luce di distanza. Questa serie di telescopi, vediamo che nel caso di Hubble Space Telescope, a parità di capacità di risoluzione, abbiamo un telescopio che ha 2500 kg, pesa 2500 kg per metro quadro. Il nuovo telescopio, New Generation Space Telescope, ha una struttura molto alleggerita e si pensa che peserà 25 kg a metro quadro. Sono stati lanciati già dei telescopi gonfiabili che peseranno 2,5 kg per metro quadro. Invece i nuovi telescopi formati da specchi, ognuno dei quali è un robot, capace di organizzarsi rispetto ad altre parti di specchio e con un secondario separato, peserà 0,25 kg metro quadro, quindi con un costo di messa in orbita enormemente basso. Qua volevo mostrarvi questo, come è possibile realizzare uno di questi telescopi. Vediamo, ne ho aperti 3. Vabbè. Questi sono sistemi già possibili, che sono stati studiati a terra, che si prevede di lanciare in un prossimo futuro. Sono già collaudati a terra. Questo è un altro sistema in cui si realizza uno specchio di grandi dimensioni con il secondario già incorporato. Questa è tecnologia già attuale, in parte penso sia stata sviluppata negli anni passati per le famose guerre stellari. Perché ovviamente i telescopi noi pensiamo di utilizzarli per guardare verso l'esterno della Terra, ma c'è qualcun altro che può pensare di utilizzarli per guardare verso la Terra e per controllare quello che succede. Ecco, questi invece sono sistemi deployabili. E questo è un lancio, è vero, è una ripresa, non è un modellino. Questo è un telescopio realizzato mediante sistemi gonfiabili di notevole precisione e diciamo, come vedete, porca miseria, qua ho sbagliato. Sono arrivato quasi alla fine, però non approfitto oltre della vostra pazienza. E questo, diciamo, è uno di questi specchi gonfiati col secondario, quindi, e vedete che in questo caso è stato usato per guardare verso la Terra. E questo, diciamo, anche a scopo di collaudo, per vedere se quello che si vede è deformato. Infine ci sono strutture più complesse. In questo momento questa missione che è JIMO, cioè Jupiter Icy Moon Orbiter, cioè è un'astronave pensata per andare a esplorare i satelliti ghiacciati di Giove, soprattutto Europa e Callisto, e per fare questo utilizza, diciamo, dei propulsori elettrici e l'energia è tratta sia da questi grandi pannelli solari ma anche da un generatore nucleare di energia. Per questa ragione è necessario mettere gli strumenti molto lontani dal generatore nucleare per evitare i disturbi dovuti al generatore stesso. Va bene, possiamo anche questo chiuderlo. Infine volevo mostrarvi le ultimissime. Anche qua ovviamente ci rivolgiamo alle cose
biologiche che conosciamo, perché la biologia ha risolto molti problemi che non sappiamo risolvere noi ingegneri, e quindi ci ispiriamo. Questa è l'ispirazione ai cosiddetti GECO, si chiama questo progetto, in cui si cerca di utilizzare le forze di Van der Waals, cioè quelle che si sviluppano nei peluzzi estremamente piccoli del geco, per rimanere attaccato anche con una piccola parte delle proprie mani a superfici anche polverose, come può essere un muro. E diciamo ancora, questi possono essere forme studiate, avete visto lo scorpione, e qua diciamo sono altre forme che traggono ispirazione dal mondo reale, dall'ottimizzazione evolutiva, per ottenere un risultato positivo. Grazie per la vostra attenzione e io chiudo con questo. Grazie professor Angrilli, abbiamo fatto un viaggio molto lontano, siamo addirittura arrivati a possibili altri mondi nei quali si cerca l'eventuale presenza di vita. Ci sono circa 150 pianeti individuati intorno ad altre stelle remote che però ancora non siamo riusciti a fotografare, proprio perché le tecnologie di cui ci ha spiegato il professor Angrilli non sono ancora sufficientemente evolute, però la tecnologia corre, come vediamo, e non bisognerà aspettare a lungo. Il mondo dei robot è sempre ricco di sorprese, abbiamo visto addirittura quanto i tecnologi imparino dalla natura e addirittura si immaginano degli insetti robot, quindi microscopici esseri elettromeccanici capaci di fare cose sofisticatissime in ambienti difficili quali possono essere quelli di altri pianeti, a cominciare da Marte, che è il territorio privilegiato per il momento per cercare quella vita che forse c'è stata, che forse c'è anche oggi, magari nascosta nelle profondità, e che oggi giustifica anche lo scopo e lo sforzo di tanto impegno scientifico e tecnologico da un punto di vista robotico. Ecco, ma questi marchingegni come li costruiamo? Quali sono i problemi o le idee e gli obiettivi che si vogliono raggiungere? Queste domande se le pongono e ce le poniamo anche noi in Europa, anche noi in Italia, oltre che nelle università, anche ovviamente nelle industrie che poi devono realizzare materialmente i vari sistemi. E l'ingegnere Roberto Somma entra un po' più nello specifico, raccontandoci un po' come il progetto Aurora, tra le altre cose, che è un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, sta immaginando questo sbarco su Marte e la sua esplorazione robotica. Grazie. Allora io cercherò di mettere questo problema dell'esplorazione robotica nel contesto più ampio dell'esplorazione spaziale, in una prospettiva, lo vedete dal titolo, è strumento di esplorazione e precursore della missione umana, cioè se guardiamo all'esplorazione come passo verso la colonizzazione che non può farsi senza l'uomo, allora bisogna vedere quale ruolo il robot svolge e quale ruolo svolgerà anche nel futuro. Mi piace partire con un ricordo un po' storico. Il termine robot risale al 1920, il commediografo ceco Karel Čapek introdusse il termine robot in una sua pièce che è diventata Ruhr, dove la terza R sta per robot, e significava lavoro noioso, cioè lavoro ripetitivo, una macchina che faceva sempre programmata, che fa sempre le stesse cose. Il professor Angrilli ci ha fatto invece vedere che il concetto di robot è molto evoluto. Sinteticamente si può dire che robot non è qualcosa che fa qualcosa di semplicemente ripetitivo, ma è una macchina in grado di interagire, di avere un suo grado di autonomia, di adattare la sua operazione all'ambiente e alle condizioni nelle quali si è chiamato ad operare. Vediamo allora questo in un contesto di esplorazione, facciamolo con riferimento a Marte, ma penso che valga un discorso del genere, fatte salve le durate delle fasi, qualunque sia il pianeta che si voglia, o la Luna che si vuole esplorare. Quindi c'è dapprima una fase, è il modo come è affrontato oggi, una fase di uso di tecniche di osservazione strumentale, fatta con satelliti, con strumenti poggiati sulle superfici del pianeta obiettivo, che servono a conoscerlo bene. Questa fase per Marte è quella attualmente in corso.
attraverso i satelliti, molti dei quali sono stati prima ricordati dal professor Angrilli. Poi c'è un'esplorazione in situ con tecniche robotiche, in genere questa non è una fase successiva ma è largamente sovrapposta. Ecco, Spirit, Opportunity sono elementi di questa fase. Poi c'è l'utilizzazione delle materie locali per produzioni utili all'esplorazione umana. La costruzione diciamo la missione umana avrà bisogno di far riferimento anche a risorse che si trovino sul posto di esplorazione, tipo l'acqua, tipo qualche materiale particolare, qualcosa che serva a costruire insediamenti. C'è poi una preparazione del pianeta per la missione umana, una vera e propria infrastrutturazione, che non vuol dire soltanto l'habitat per ospitare gli astronauti, che non possono certo rimanere ospiti di una piccola capsula di atterraggio per permanenze lunghe, ma anche infrastrutturare per telecomunicazioni, per sistemi di previsione meteorologica per gli eventi dinamici del pianeta e così via, cioè tutto quello che serve a garantire la sicurezza, il comfort e la qualità di vita dell'astronauta stesso. Finalmente, quando tutto questo è fatto, si ha la missione umana. È chiaro che le missioni 1, 2, 3, 4 non hanno le fasi, queste prime 4 fasi non hanno l'uomo, sono fatte con tecniche automatiche, fanno largo ricorso all'utilizzazione di robot. Allora vediamo cosa significa avere un robot nell'esplorazione spaziale. Il robot deve essere dotato di una capacità di autonomia. Il professor Angrilli l'ha accennato, l'autonomia è qualcosa sulla quale si sta lavorando molto sia a livello scientifico sia a livello industriale. Certamente la comunità scientifica precorre i tempi dell'industria andando a esplorare nuove potenzialità e questo è tanto più vero quanto maggiore la distanza del pianeta esplorato rispetto alla nostra Terra, perché l'interazione dipende da questa distanza perché è affidata a segnali elettromagnetici, a onde radio. Per dare un esempio, la Luna dista un secondo luce, cioè una comunicazione dalla Terra impiega un secondo per arrivare, ma la recente esplorazione di Saturno era una distanza di 80 minuti luce, 1 ora e 20. Questo ha significato che la missione, mentre è in corso, non può essere, diciamo, telecomandata con l'uomo che agisce operando sulla macchina, ma deve essere molto autonoma. In particolare la discesa della sonda che è scesa su Titano, tutta la missione durava 2 ore e mezza, se ci mette 1 ora e 20 il segnale per andare, poi uno deve decidere e 1 ora e 20 per tornare, non c'era neanche il tempo di una interazione e la missione sarebbe finita. Ha avuto successo proprio grazie all'autonomia messa sul satellite in discesa. Quindi questo significa che con distanze corte si può parlare di teleoperazione, di telepresenza, con distanze lunghe si deve parlare di supervisione, cioè interazione molto più limitata, molto più autonomia spostata dal lato macchina. Anche Marte, che tutto sommato quando è più vicina alla Terra dista 4 minuti luce, però ha un'orbita che impiega 2 anni della Terra a fare un giro intorno al Sole, per cui una volta ogni 2 anni si trova dalla parte opposta del Sole, che vuol dire 20 minuti, non vuol dire più 4, quindi ha una variabile temporale tra 4 e 20 minuti, quindi quando si è a 20 il discorso si ripone in questi termini. Allora, per questo motivo non si può pensare al robot, anche se autonomo, comunque come un elemento isolato a cui viene delegata in toto l'esplorazione, ma piuttosto bisogna pensarlo, il robot, proprio come l'ultimo anello di una lunga catena che ha origine sulla Terra e si richiude sulla Terra. Una catena quindi, in un concetto quindi che ci fa passare dal concetto del robot al concetto di sistema di esplorazione robotica, quindi di questa catena che nasce sulla Terra e si richiude sulla Terra. E vediamo con quali finalità. Se questa è la Terra e questa è Marte, c'è sicuramente un gruppo di persone che opera, che è il gestore della missione del robot. Quindi è quello che, sulla base di tutte le informazioni che ha e degli obiettivi della missione, pianifica il percorso del robot, fa della supervisione o del telecontrollo a seconda delle condizioni, elabora quindi la serie dei comandi da inviare alla macchina che deve operare sul pianeta. Ovviamente trasmette questi comandi al centro di controllo della missione satellitare, che li invia all'antenna che collega la Terra con il posto di operazione, in questo caso Marte, ma vale per questo, è generale come concetto.
Questa antenna si pone in collegamento, cioè trasmette questi comandi a un sistema in grado di ricevere generalmente un satellite in orbita intorno al pianeta obiettivo, che li manda ad una base di controllo sulla superficie del pianeta, la quale, sulla base dei comandi, della sua conoscenza dell'ambiente, della situazione del robot, del percorso che con i suoi sensori riesce a vedere, trasmette questi comandi al rover, il quale a sua volta è dotato di una certa serie di sensori e ha le sue capacità autonome di gestione di un ostacolo, superare un sasso, altre cose del genere, quindi attua e fa la missione, attua i suoi strumenti, ricava dei dati che trasmette con il percorso inverso fino a tornare a terra. Quindi questo, come vedete, è un discorso molto più ampio che la macchina. La macchina è fondamentale, ma va vista inserita in questo contesto. Ed ovviamente il peso relativo delle operazioni delegate all'uno o all'altro degli anelli di questa catena dipende dalle condizioni nelle quali la missione avviene, dalle distanze di pianeti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, pensate anche su quel discorso di Marte. Se si impiega 2 anni a fare un giro, una volta ogni 2 anni, la Terra e Marte sono da parti opposte del Sole, c'è il Sole in mezzo, il collegamento avrà delle difficoltà. Allora ci sono dei momenti di non collegamento. Allora che fa la macchina quando è lì? Agisce da sola o si ferma? Sono tutte decisioni da prendere, sono sistemi da studiare sia in termini diciamo progettuali che operativi. Ecco quindi che non si ha una certa serie di catene, una catena di collegamento tra la Terra e Marte, quindi metti in collegamento i 2 computer, quello di terra che genera i telecomandi necessari e il computer dell'oggetto sulla superficie del pianeta che li riceve, li pianifica quello che deve fare, utilizza sensori, trasmette al rover. Ecco, il rover avrà sensori tipo misura una distanza, devo andare da qui a lì e vedo con i miei sensori il percorso, ho dei sensori di inclinazione, dei sensori di distanza e cose del genere. Abbiamo visto sul filmato che ha iniziato questo pomeriggio le costruzioni tridimensionali dello scenario in cui deve muoversi, quindi questo gli consente di ottimizzare il suo percorso. Allora, questo l'ho voluto mettere proprio per esemplificare questo concetto. Vedete, questo è il patch, questa che vedete in alto a sinistra, è proprio diciamo il patch della missione, la primissima missione, una delle recenti, del 97, era della Mars Sojourner, e si vede proprio il robottino e la base a terra. Vedete qui il robottino che è dotato di un'antennina tipo quelle dei nostri telefonini, perché lui non deve comunicare a grosse distanze, non deve comunicare con i satelliti, deve comunicare con una base che è distante centinaia di metri, qualche chilometro, non più di questo. È in corso le missioni di Spirit e Opportunity, e qui vedete, questi sono gli ultimi giorni più recenti del percorso. Vedete che il percorso si vede bene che non può essere preprogrammato una volta e per tutte all'inizio missione, ma si vede chiaramente diciamo, dalla tortuosità, dal fatto di, se vedete ognuno di questi punti con un nome, è un punto dove si è fermato a fare un'indagine, e questo l'avrà ricevuto perché dalle informazioni che lui ha preso si è deciso a terra di andare a esaminare quel sasso perché aveva un colore particolare o perché mostrava una struttura geologica interessante per la comunità scientifica che segue la missione a terra. Vi salto i filmati perché li abbiamo, questo è un filmato che faceva appunto vedere questo percorso. Come si salta? Aspettate, ecco. E andiamo rapidamente invece a quello che sta facendo l'Europa, a quello che sta facendo in particolare l'Italia. Il programma di esplorazione planetaria è indubbiamente un programma estremamente ambizioso, un programma ampio, soprattutto se lo si vede nell'ottica del lungo periodo, cioè robotica nel breve medio, esplorazione umana nel medio-lungo, diciamo, è lunghissimo se vogliamo, e per questo si deve affrontare in contesti di ampia collaborazione, quindi di contributi provenienti da diversi paesi. L'Europa si sta muovendo in questa direzione con un programma che si chiama Programma Aurora. Ecco, va detto che questo programma è stato fortemente voluto e sostenuto dall'Italia, cioè molto spesso le idee, no, molto spesso direi che è la norma, le idee a livello di Agenzia Spaziale Europea nascono dal lavoro o dalle proposte delle delegazioni nazionali che si incontrano periodicamente per dibattere e discutere sulle cose. Ecco, l'Italia ha avuto un grossissimo
peso nel definire e nel poi muoversi, attivarsi perché questo programma fosse approvato. Il programma fu proposto al Consiglio dell'ESA del novembre del 2001, quindi 5 anni, è partito un programma preparatorio che è servito a dire creiamo una roadmap di esplorazione che parte da oggi e arriva fino all'esplorazione umana su Marte, ovviamente con i tempi che poi saranno soggetti a ripianificazione a seconda degli eventi. Alla termine di questo programma preparatorio si era creato uno scenario complessivo di programma e nella recente conferenza del Consiglio dell'ESA a livello ministeriale, periodicamente sono i ministri della ricerca scientifica dei Paesi membri che si riuniscono quando fanno le grosse decisioni di programma e la più recente è stata quella di Berlino dicembre 2005, è stato approvato il programma Aurora, si è consolidata l'esistenza di un programma nucleo, programma core, che continua sui di scenario e comincia a preparare la missione Mars Sample Return a cui faceva riferimento il professor Angrilli, ma comincia anche a predisporre le tecnologie sia per l'esplorazione robotica che per l'esplorazione umana. Poi vedremo qualcuna di queste. E, cosa importantissima, ha approvato la prima missione effettiva del programma Aurora, che è la missione ExoMars, una missione di esobiologia. La roadmap che è stata elaborata agli inizi di questo programma, e ovviamente adesso va un pochino di vista, è questa. E vedete c'è un veicolo di questo poi ci entreremo poi un pochino nel dettaglio, però vediamo che la prima missione è proprio questa missione qui, la ExoMars, che era prevista nel 2009, poi c'era nel 2011 la Mars Sample Return e così via, fino ad arrivare al 2033 con la missione umana su Marte. Preceduta dalla missione umana alla Luna nel 2024. Poi in realtà 5 anni di programma preparatorio, problemi anche di carattere economico, cioè di livello di finanziamenti disponibili all'agenzia e così via, hanno costretto a delle ripianificazioni. Ecco, ad oggi la pianificazione è che la missione ExoMars avverrà nel 2011, con arrivo nel 2013, ci sarà poi lo spostamento conseguente della Mars Sample Return nel periodo 2015-2020, la seconda Mars Sample Return sarà ovviamente successiva e quindi questo trascinerà anche questo veicolo di dimostrazione di rientro in atmosfera terrestre che è finalizzato a questo. Se questo si sposta, ovviamente si sposta anche la dimostrazione tecnologica. Ma andiamo allora ad ExoMars. È un programma, come tutti i programmi di questo scenario, ha sempre due finalità, una finalità scientifica di conoscenza, una finalità tecnologica, cioè di sviluppo di tecnologie abilitanti per i passi successivi. In questo caso la missione scientifica è l'esobiologia, cioè tracce di vita passata o di vita presente sul pianeta Marte, valutazione di eventuali rischi biologici per una missione umana e ovviamente la conoscenza dell'ambiente marziano, sempre più approfondita. Ma bisognerà far scendere una cosa su Marte, quindi bisogna farla atterrare, bisognerà sviluppare tecniche di mobilità efficiente sul pianeta e bisognerà preoccuparsi di non essere noi a portare un rischio biologico sul pianeta Marte. E quindi c'è un problema da affrontare di protezione biologica diretta. Ci vogliamo difendere da eventuali microrganismi marziani verso Terra, ma anche il viceversa è qualcosa che dobbiamo garantire. Quindi queste sono le 3 tecnologie di questa missione, ma ovviamente gli obiettivi scientifici sono quelli sopra in verde. Questa missione è stata approvata, come vedete, questo è il livello di partecipazione di diversi stati. Vedete che il primo è l'Italia con 237 milioni di euro e segue la Francia, l'Inghilterra con 101, la Francia con 95 e così via. Che significa questo? Queste cose hanno delle ricadute, le ricadute che vanno poi a ricadere sulle comunità scientifiche e industriali che hanno i ruoli più importanti, i ruoli più di prestigio nella missione o di maggior contenuto. E ovviamente con un'Italia che ha dichiarato un livello di partecipazione che è molto molto elevato, può pretendere il ruolo di leadership. Oggi l'Italia sta guidando questa missione, quindi i ruoli più pregiati, gli sviluppi più importanti ricadranno sulla nostra industria, sulla nostra comunità scientifica. Quindi questo dà continuità a qualcosa nella quale l'Italia è estremamente attiva e con risultati che avrete letto tutti sui giornali, le missioni Cassini, prima menzionate dal professore, e le missioni su Marte, la recente missione appena arrivata su Venere, sono tutte cose nelle quali la presenza italiana
sia a livello scientifico che industriale è di assoluto primissimo piano. Il satellite sarà un veicolo di trasferimento che porterà un lander, cioè un veicolo, un probe che dovrà atterrare, che conterrà un rover. Le telecomunicazioni saranno, nell'ambito degli accordi di collaborazione, presumibilmente gestite attraverso un satellite americano già in orbita, forse l'MRO, quello che è arrivato 2 mesi fa. Il lancio avverrà dalla base di lancio europea nel maggio-giugno 2001 e arriverà nel 2013. Prima il professore diceva ci vogliono 6 mesi per arrivare su Marte, perché metterci 2 anni? Perché uno si fa un viaggetto un pochino più tranquillo, un po' più lungo, appositamente per far atterrare il lander dopo la stagione delle grandi tempeste di sabbia, perché altrimenti potrebbe essere pericoloso per lo stato di salute del nostro lander, per cui si riesce ad arrivare in un momento di maggior calma. Sarà una missione di 180 sol, il sole generico termine per giorno, locale, quindi marziano, ma il giorno marziano è quasi come il giorno terrestre, quindi circa 6 mesi. L'entrata entrerà direttamente sparato in traiettoria nell'atmosfera marziana e si prevede che atterrerà tra i 15 e i 45 tra i 15 e i 45 nord di latitudine, vabbè, ma questi sono altri dettagli. Il carico utile, questo invece è importante, ci sarà un rover con strumentazione che si chiama Pasteur e sarà quello fondamentalmente per la esobiologia, mentre ci sarà sul lander, che rimarrà come base fissa, un carico di strumenti scientifici che serviranno a fare geofisica, meteorologia e analisi ambientali. Il 6 mettere ci sarà un centro controllo a Darmstadt, adesso, che è il centro controllo di tutte le missioni europee, e poi ci sarà un centro di operazioni scientifiche ancora da definire come localizzazione, speriamo che riescano a tenerlo anche questo in Italia. Però ecco, come vedete, questo scenario di missione è perfettamente coerente con quello scenario della catena Terra-Pianeta-Terra, che è il riferimento almeno per questa fase delle missioni robotiche. Il laboratorio quindi comprende strumentazione, ve l'abbiamo detto, osservazione remota, spettrometri, anche un radarino per fare delle analisi subsuperficiali, anche di strumenti di contatto, microscopi, rifrattometri, analisi a raggi X e così via. E farà anche delle analisi, abbiamo detto, di ambiente, le polveri, l'acqua, radiazioni ionizzanti, radiazioni ultraviolette, pressioni, temperatura, vento, cioè tutto quello che poi sarà necessario conoscere per mandare l'uomo sul pianeta Marte. L'entrata sarà fatta in questo modo, entrerà in atmosfera a 5,4 km al secondo, il che significa circa 20.000 km l'ora. Quando arriva a 430 metri apre i paracadute, un po' simile a quella che è di recente avvenuta nella discesa della sonda Huygens sulla Luna Titano, che anche quella era un lander europeo. E poi all'ultimo la discesa con i palloni fino ad arrivare al suolo. Arriva al suolo, si apre, esce, comincia la sua esplorazione. La seconda missione è che in questa fase del programma, diciamo in fase di studio, preparazione, pre-sviluppi tecnologici, l'Università di Padova è molto attiva nello sviluppo di alcune cose che sono fondamentali, sono un po' il cuore di questa missione, e avrà quindi come obiettivo scientifico ancora l'esobiologia, un problema importantissimo, geologia, mineralogia, ancora rischi biologici per l'uomo, ma in questo caso tra le tecnologie da provare c'è non soltanto quella della protezione diretta del pianeta perché ci scendiamo, ma anche quella inversa perché ritorniamo anche a terra portando dei campioni. Per cui c'è anche la protezione biologica della Terra sulla capsula di dentro, il che vorrà dire quarantene, procedimenti di recupero dei campioni e così via, e naturalmente si vogliono portare campioni per studiare se c'è vita, biologia passata o presente. È chiaro che se poi li mandiamo dentro un qualcosa che al contatto con l'atmosfera porta 1000 gradi all'interno della capsula, li perdiamo. Per cui le tecniche di studio di questa entry vehicle, il veicolo di rientro atmosferico, saranno fondamentali ed era una di quelle tecnologie che saranno da realizzare, dimostrare, ci stiamo lavorando, prima di fare la missione, perché poi nella missione bisognerà utilizzarle. Ci sarà poi la realizzazione in orbita terrestre delle dimostrazioni delle astronavi che dovranno viaggiare verso Marte, questa sarà intorno al 2014, sicuramente tenendo conto che sono spostate tutte queste, bisogna spostarle di almeno 3 o 4 anni, ma anche qui tecniche di, ad esempio, se si fa una missione su Marte è impensabile che si vada con una piccola astronave, c'è un viaggio con le tecnologie 6 mesi,
6 mesi non si può costringere un equipaggio a vivere in un ambiente estremamente limitato, e allora se deve essere un ambiente di dimensioni opportune non può essere lanciato da terra, quindi va assiemato in orbita. Sono tecniche da dimostrare, come agganciare, tutte queste cose vanno fatte, vanno studiate. Ecco, sono procedure operative, scienze della vita, aspetti di microgravità per l'equipaggio che vive, si possono creare delle forme di gravità artificiali, c'è tutta una certa serie di cose che stanno preparatorie alla missione umana. La base Luna, e per quello che riguarda invece Marte, da prima ci sarà una missione, un precursore tecnologico per provare le tecniche di aerocattura, di frenaggio atmosferico, di atterraggio morbido, perché il rover si può fare atterrare con gli airbag, con i palloni, ma l'equipaggio umano no, bisognerà fare un atterraggio controllato, morbido. Sono tutte cose da dimostrare, dapprima come concettualmente con missioni in scala e successivamente con una missione automatica, cioè senza uomo, ma in scala 1 a 1, cioè proprio come quella vera. E finalmente ci sarà poi la missione su Marte. Ci saranno inoltre tante altre cose, ma se andiamo giù lontano con i tempi, un permanente collegamento Terra-Marte per telecomunicazioni per i motivi detti prima. Si sta lavorando sul Clipper, il nuovo concetto in collaborazione con i russi di astronave per l'esplorazione, ma anche per il servicing in orbita e cose del genere. Strutture gonfiabili, fondamentali per gli habitat sui pianeti. Far atterrare una struttura ripiegata, compatta, è più facile che far atterrare un grosso oggetto, o più facile certamente che costruirlo sul posto. Quindi la missione di base, ecco, mi piace chiudere con una frase che ricorda quella che è detta dalla prima biografia del professore, che diceva: l'esplorazione non è un'opzione, è qualcosa che è innato nell'uomo. Bene, questo Konstantin Tsiolkovsky, fine dell'800, diceva: la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere nella culla per sempre, quindi in questa proiezione l'uomo sarà indispensabile e il robot lo dovrà precedere e poi aiutare nell'esplorazione. Grazie. Grazie Ingegner Somma, con questo invito a guardare il cielo in maniera più cosciente, tutto sommato, anche perché noi dimentichiamo che viviamo sulla Terra, la quale è in sostanza una piccola astronave che ruota ai bordi della nostra galassia Via Lattea. Viviamo in una periferia di un'isola stellare, però siamo nello spazio e noi stessi siamo esseri del cosmo. Guardiamo spesso a terra, ma forse alzando gli occhi al cielo qualche volta prenderemmo più coscienza di quella che è la nostra realtà, tenendo poi conto, senza voler esagerare con immagini futuristiche o da fantascienza, che la specie umana potrà sopravvivere soltanto se sarà capace di imparare a vivere nello spazio, perché il Sole è una candela che si consuma, si spegnerà a un certo punto, e quindi se la nostra specie non sarà capace di uscire dalla Terra, come invitava a fare Tsiolkovsky, e a sopravvivere nel cosmo cercandosi altri luoghi, la nostra specie si estinguerà inesorabilmente. Abbiamo qualche miliardo di anni ancora a disposizione, circa 7, quindi però è un pensiero da non cancellare del tutto. A questo punto mi piacerebbe sentire la vostra parola. Ci sono diversi spunti, mi pare, di curiosità, magari da approfondire anche attraverso le vostre domande, per cui vi cedo la parola.